in una fase storica nella quale tutti ci laviamo la bocca per la montagna, tutti, cioè veramente alla pancia della gente salviamo la montagna, aiutiamo la montagna, poi di fatto non si fa però. E quindi di cosa parliamo? Almeno smettiamola di dire che vogliamo salvare la montagna, diciamo semplicemente che i servizi andranno tutti quanti in pianura, ne prendiamo atto e ci organizzeremo diversamente. È un fiume in piena, Camillo De Pellegrin. Dal prossimo anno scolastico il suo comune perderà l'autonomia dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, che sarà accorpato al Comprensivo di Longarone. Il plesso scolastico rimarrà tale e quale, ma segreteria e dirigenza saranno trasferiti a Longarone. La notizia era nell'aria da tempo, da quando sono iniziate in provincia le riunioni con la consigliera delegata Serenella Bogana, pronta a sollecitare i sindaci dei comuni ove insistono scuole sottodimensionate. Meglio ragionare per tempo anziché subire le decisioni calate dall'alto, il mantra di Bogana, che però oggi fa i conti con l'accelerazione impressa dalla Regione Veneto. Domani a Venezia l'incontro del distretto formativo e ormai non si può più tornare indietro. Vuol dire per noi effettivamente togliere l'anima alla scuola. I genitori dovranno andare tutte le volte a Longarone per cercare appunto di informarsi o di avere un dialogo col preside. In mezzo i problemi della viabilità a croce della Val di Zoldo. Dal punto di vista dei freddi numeri, spiega il sindaco, la manovra ci sta, ma qui la questione è un'altra. Ci si dimentica del differenziale montagna, ci si dimentica che c'è una legge che sta arrivando che premia la montagna, no? La legge su Calderoli sulla montagna, che prevederebbe che le aree disagiate di montagna venissero trattate in maniera diversa. Non pare, quindi da una parte c'è un tentativo, dall'altra si azzera il tentativo stesso. Noi siamo una realtà periferica, isolata, dovremmo poter contare su un nostro comprensivo e non essere accorpati con un comprensivo che è quello di Longarone, amici tutti, ma due realtà completamente diverse. Non regaliamo sogni se poi con ogni passo vediamo che vengono perlomeno infranti, e questo non va bene, perché la gente poi si mortifica e accresce quel malessere che continua a pervadere la montagna.